La posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere. È la settimana di Pasqua, il Siracusa dentro l'uovo vuole solo trovare altri 3 punti. Ancora 3 finali per il sogno più grande. Amiche e amici di Siracusa TV, un saluto da Matteo D'Aquila e benvenuti allo stadio Nicola De Simone per Siracusa Paternò. Gara valida per la 32esima giornata del campionato di Serie D 2024-2025. Un bel pubblico, una bella atmosfera quest'oggi al De Simone nonostante il giorno lavorativo. Circa 3.500 presenze quest'oggi all'impianto di Siracusa. Una grande risposta per una squadra che è a 3 passi da un sogno chiamato Serie C. Oggi una vittoria per mantenere il distacco dalla regina. Spinge forte il De Simone, via, si parte. Frattempo Bertella, vediamo chi partirà, è proprio lui, il pallone con il destro sul secondo palo, tutto solo e c'è il vantaggio del Paternò. Dopo 7 minuti cambia subito il risultato, ma anzi no, c'è la posizione di fuorigioco, bandierina alta, si riparte subito. Pappalardo parte adesso Di Grazia, è uno schema, c'è Puzzone! All'andata dicevamo 1-1, ma qui c'è il Paternò ancora in avanti, attenzione il tiro, la parata di testa, il tacco di Candiano, wow che giocata, il sombrero qui di Pistolesi che entra in aria, il sinistro, vediamo se si sistema per ricrossare al centro, va sul sinistro Meluccio, attenzione, 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 se ne va sul destro, poi il cross di Trivela, Melo! Di Greco, ma ancora Siracusa, Alma, vediamo se prova il sinistro, l'apertura dalla parte opposta dove può controllare Di Grazia, dentro area, Di Grazia il destro al giro, palo, incredibile, parte Di Grazia, il tiro, centrale stavolta, ci mette i pugni Tosoni. Siracusa 0, Paternò 0, Russotto che entra al posto di Limonelli, non c'è fallo qui a quadro su Luis Enrique, riconquista palla il numero 8, la scodellata al centro per la sponda di Maggio che la gira di testa, miracolo di Tosoni. A quadro, filtrante di Pistolesi che pesca bene, Di Grazia che entra in aria, il pallone filtra, gol! Il vantaggio del Siracusa, Siracusa che risponde al vantaggio della regina e torna a prendersi il primo posto, il cross, Alma, palo, incredibile, Alma ha preso 1000 pali quest'anno. Spinge il pubblico che ha dato una grande risposta nonostante il giovedì. Vediamo se si mette in moto Alma. Prova la giocata Alma. La giocata ad Alma. Miracolo di Asero. Ancora Alma. Candiano. Scambio con Maggio che chiede il pallone di ritorno. Candiano trova Di Grazia. Il mago Andrea Di Grazia. È la sua partita. Prima ha causato l'autogol, adesso ha messo la firma sulla rete del 2-0 che fa esplodere tutta Siracusa. Siracusa 2, Paternò 0, la rete di Andrea Di Grazia. Standing ovation per Andrea Di Grazia, davvero fin qui man of the match. Lo serve di prima a quadro con il sinistro per non rischiare nulla. Maggio si avventa sul pallone regolare, Maggio traversa. Tocca ancora uno dei suoi primi palloni, morbido al centro per il solito lavoro sporco di Maggio, ottimo qui, efficace, Maggio interviene, Maggio! Esce Alma, entra al suo posto Sebastiano Longo, prova ad avventarsi sul pallone Puzzone che ci arriva adesso, il pallone al centro, Maggio può controllare, spalla alla porta, Convitto, salta un uomo, Convitto, il pallone passa, preferisce mettere subito in moto Maggio, gran lavoro di Mimmo Maggio che se ne va con il corpo, poi prova il servizio al centro, Convitto ruba pallone avversario, Convitto può calciare, Convitto, la parata di Tosoni, finisce la partita di Mimmo Maggio al suo posto, non la solita staffetta con Manuel Sarao, tocca Sebastiano Di Paolo, Candiano. Posizione di offside per Longo, non per Di Paolo che prova ad impegnarsi, mette pressione su un avversario, tutto regolare, Di Paolo riconquista palla, il servizio è per Russotto, il controllo, Longo! Siracusa 3, Paternò 0, la firma di Sebastiano Longo, subito anche lui. Allora arriva il momento di Rasin Ba, forse sì, 1, 2 e 3. Cala il sipario sul De Simone, il Siracusa mette la sesta e continua a sognare. Adesso dal sogno mancano solo 180 minuti. Per noi di Siracusa TV quest'oggi è tutto. Da Matteo D'Aquila un augurio di buona Pasqua e alla prossima!